interessano, cioè la tavola cosa c'entra? L'interesse, diciamo, una struttura tu la fai nel momento che è un interesse condiviso da tutti, non puoi portare avanti un'opera che ha l'interesse soltanto di, le contiamo sulla mano le persone. E quindi, ecco, io volevo dire questo sostanzialmente, quindi diciamo quello che io andrò a discutere è questo, quindi il no, eventualmente con una proposta, perché la proposta la faccio che venga sistemata la sede attuale, che è più che sufficiente, che il comune di Quarto Altino non vuole più essere tagliato in un'altra fetta come si fa con le angurie, perché ormai sono tagliati tanti pezzi. Non mi va bene neanche sotto, perché l'aspetto idrogeologico è veramente importante. Non si tiene conto che Quarto Altino fino a 100-200 anni fa era la una, anche Roncade, quindi molto probabilmente i terreni non avranno nemmeno il supporto che dovrebbe avere per una struttura del genere. Infatti i tecnici che abbiamo chiamato qua ci hanno illustrato veramente in modo perfetto ciò che andremo incontro, e questo veramente deve preoccuparci. Quindi da parte mia tutto ciò che voi avete da oggi sarà portato avanti. Mi farò anche interprete del rinvio, mi farò interprete di vedere se riesco a trovare un gruppo di sindaci che almeno la pensano come noi per fare questo consiglio in modo da elaborare una delibera. Però al di là di questo io la delibera, siccome noi siamo a fine mandato, una delibera nostra io la farei comunque contro, e poi cerco di allargare anche l'altra, perché non vorrei trovarmi a fine mandato che tutti tira a lungo, dopo ci troviamo senza niente, perché è ovvio che le osservazioni secondo me vanno supportate da una delibera fatta in consiglio, dove il consiglio si esprime, e se è possibile anche con una proposta, la quale discuteremo in consiglio, una proposta di dire usiamo la linea esistente che è più che sufficiente, perché io ho la fortuna o la sfortuna di abitare a 30 metri dalla ferrovia, di notte non passo oltre la linea vero, mi dà molto più fastidio la strada che non il treno, per cui potenziamo, mettiamo a posto, merci ormai non ne corrono più, perché io penso di avere i contatti su una mano, diciamo, i treni merci. Teniamo presente che noi non abbiamo più un porto industriale di Marghera che si serve ai treni merci, servirà a Portogruaro per andare la linea verso Treviso, quelle parti là, ma non di qua, anche perché se Porto Marghera stiamo, diciamo così, memando perché vogliamo fare tutto un altro tipo di interesse, non capisco perché si voglia a tutti i costi arrivare fino a Mestre. Cioè, sembra che il polo, diciamo, del Veneto sia Venezia, ormai l'abbiamo già rovinata in tante maniere, con l'autostrada, con le industrie, con tutto, con questo. Almeno cerchiamo di salvaguardare quello che abbiamo, anche gli interessi dei nostri figli, perché sappiamo che Marghera gravita sul Quarto Altino, siamo in linea d'aria molto vicini, per cui cerchiamo di salvaguardare quel poco che ci è rimasto, anche perché ai figli è giusto lasciare qualcosa, non lasciare sempre queste infrastrutture che poi trovano il tempo che trovano. Quindi questo è il mio parere, quindi ci sarà questo no, formalizzato, e vedremo in consiglio se il consiglio sarà d'accordo, formalizzato, dire mettiamo a posto la linea esistente che mi interessa. L'altra cosa sarà il no da parte mia. Io pensavo, volevo fare però anche la riunione di capigruppo, però pensavo di farlo il 10 febbraio, che è di pensavo di farlo per avere un po' di tempo, diciamo così, lasciando un po' di tempo poi per eventualmente presentarlo. Ecco, un'altra cosa che voglio ricordarvi che si fa questa sera, che venerdì 4 purtroppo non potrò esserci perché abbiamo la presentazione del piano delle acque ai grandi, mentre lunedì 7 il piano delle acque lo discuteremo qua in sala con i cittadini, quindi vi invito a partecipare anche a quello. Cioè, questo per dire che quasi tutte le sere sono impegnate. Io spero di non approfittare della vostra pazienza, però dobbiamo andare avanti, le elezioni non si muore mia, le cose vanno avanti. Io vi ringrazio.